Buonasera, benvenuti veramente calorosamente a tutti. È una serata un po' particolare, densa di eventi e anche a sorpresa. Prima però di cedere la parola al socio dottor Giorgio Beltrame, promotore principale, ideatore di questa serata, desidero invitarvi al prossimo importante evento. So che è sempre brutto anticipare le cose, però mancano 3 giorni, quindi il prossimo evento sarà proprio domenica sera, 30 aprile, all'Auditorium Comunale di Maiano, e vi spiego anche perché è importante. È una serata che laureerà 2 percorsi concorsuali di giovani musicisti. Allora, c'è il 15° concorso internazionale di musica da camera 2023 che va sotto il nome Cammeristi dell'Alpe Adria e ha significato proprio di Cammeristi dell'Alpe Adria perché è rivolto ai giovani delle regioni contermini, quindi le regioni dell'Austria, l'Ungheria, la Slovenia, la Croazia e l'Italia, e per la 15ª volta si confrontano e sarà nominato il vincitore proprio quella sera stessa. Il secondo invece è direttamente coinvolgente nel mondo dei Lions. Io rappresento qui il multidistretto 108 Italy, il nostro multidistretto, con l'impegno a trovare l'unico solo candidato a rappresentarci in sede europea a Klagenfurt quest'anno in ottobre. Unico rappresentante musicista, quest'anno la manifestazione è dedicata al trombone, che unico rappresentante su 19 nazioni che si troveranno tutte quante proprio a Klagenfurt. È un incontro di giovani, naturalmente l'età massima sono 24 anni e questo è un segnale molto forte che il Lionismo ha come impegno. Tant'è vero che il sostegno ai giovani, anche attraverso l'arte, rappresenta un obiettivo prioritario del Lionismo che considera i giovani il vero patrimonio dell'umanità. La vostra presenza al concerto di gala di domenica 30 aprile alle 20:45 sarà un segnale importante per tutti, un segnale importante soprattutto per i giovani. Cerchiamo di sostenerli. Sarà anche una serata dedicata al sostegno della nostra fondazione RCF. Quindi non dimenticate, domenica 30 aprile, Auditorium Comunale di Maiano, ore 20:45. Ora io porgo invece la parola al carissimo Giorgio Beltrame e lascio condurre la serata. Bene. Io ringrazio Ugo per avermi dato la possibilità di organizzare questa serata, perché sono un past president, forse troppo present, perché past, ma a parte la battuta è sempre la sua annata e mi sono intromesso. Saluto tutti gli amici che sono venuti a questo evento, naturalmente ringrazio tutti i relatori e anche per il format della serata devo ringraziare Ugo, perché non è altro che la copia di un format che loro hanno utilizzato in 2 eventi che abbiamo fatto l'8 dicembre del 2022 su la Natività, l'8 dicembre del 2021 su Dante, e il format è quello: vengono presentati dei quadri, vengono illustrati i quadri, poi c'è una parte musicale in cui si vedono tutti i dettagli. Sono state 2 manifestazioni
molto belle, appunto, che Ugo, Franca, Paolo, Paola hanno regalato a noi come club e hanno regalato anche alla cittadina di San Daniele, perché hanno invitato tutta la popolazione. Quindi il format è tutto vostro e grazie per averlo inventato. L'idea di fare questa serata invece è venuta a due garibaldini che mentre stavamo parlando, vedendo di inattività, ci siamo messi a parlare di altro al Palazzo Elti, quando c'era l'incontro con gli amici di Magnago, parlando di quello, mi ha detto: ma sai, prima ci sono i busti, poi c'è questo, poi c'è quell'altro, poi c'è la stanza dei nudi. Ha detto: beh, fermiamoci direttamente a quella stanza lì, scherzando. Poi, siccome Paolo mi aveva raccontato di un evento che avevano fatto a Grado, dove mescolava appunto presentazione di quadri con musica, in realtà c'era un complesso, noi abbiamo fatto una cosa molto più discreta stasera e abbiamo deciso questa cosa in qualche maniera la dobbiamo fare. Devo ringraziare ancora Ugo e Franca, perché abbiamo le due artiste di questa sera, che sono Paola Gregoric, e non Gregoric, come avevo sbagliato, e Daniela Esposito. Quindi grazie per essere qua. Qual è il motivo per cui abbiamo fatto questa serata? Beh, prima di tutto per fare un service, perché l'AIOS deve fare service, quindi sotto c'era un service a favore di due associazioni sandanelesi, la Caritas e Samaritan, che si occupa di disabili. Il secondo era un motivo personale, mi sembrava importante in qualche maniera così fare non cerimoniale, insomma, ricordare un anno che è particolarmente importante per me, ma per molti che sono qua in sala, tutta la classe seconda B presente, compagni di università, compagni di navigazione. Siamo in tanti a avere un anno speciale quest'anno. Io poi per anche altri motivi è particolarmente speciale. Ma naturalmente non era solo questa cosa, perché il tutto sarebbe stato casomai a giugno, dovevamo anche fare un'altra cosa per il club, creare un evento per consegnare le targhe di affiliazioni a due soci onorari del club, che ci fanno un grande onore per aver accettato di essere soci onorari, e che io adesso consegnerò, perché il motivo principale della serata è quasi quello. Quindi in ordine rigorosamente alfabetico: Angelo Floramo, c'è il fotografo, dov'è? No, fai vedere. Bellissimo, grazie. E secondo in ordine alfabetico, Gabriele Guardi. Grazie molto. E naturalmente, visto che adesso sono soci, non potevano certo cavarsela solo prendendo la targa, qualcosa dovevano fare, dovevano guadagnarsi la serata, per cui abbiamo coinvolto Gabriele come presidente, mattatore e conduttore della serata, d'altra parte questo è il suo ruolo istituzionale sempre, e Angelo alla fine chiuderà sicuramente con tirando fuori dal cilindro qualche escursione linguistica magica sull'argomento, sempre sull'argomento. Quindi, Presidente. Tocca a te. Mi avvicino a questo microfono e sono un po'... in parte anche un po' sprovveduto, perché Giorgio mi spiace darmi degli incarichi ogni tanto, che sono degli incarichi che non sono consoni alle mie attività nella vita che ho fatto, quindi, però
essendo prossimo ai primi 80 anni di esperienza ne ho maturata, quindi quando lui mi ha parlato di Eros nell'arte ho detto, beh insomma, ci faccio un pensiero. Poi non ci ho più pensato e poi è arrivata la giornata di oggi e dico, ma io stasera devo andare a parlare di cosa? Dell'Eros nell'arte. Mi sono dedicato un paio d'ore a farmi un mio riassunto mentale che vi racconto, perché dico, tanto per partire, passare poi la parola ai colleghi che completeranno questo mio discorso, vi tedio per qualche minuto su quello che mi è venuto in mente di raccontarvi dell'Eros dell'arte. Ma l'Eros è un dio greco dell'amore fisico. Leggo i miei appunti perché potrei perdere il filo del discorso, un po' per l'emozione, un po' per l'argomento che non sempre mi compete, ma farò del mio meglio per farvi magari sorridere, perché è un argomento abbastanza anche in certi momenti scabroso. Ma nei secoli avanti Cristo di rappresentazioni dell'Eros nell'arte le troviamo nei vasi greci, le troviamo nelle rappresentazioni pittoriche, nei banchetti, che poi si arriva al periodo romano, no? Cioè, tutti che lì fanno libagioni e banchetti, c'è sempre molto di erotico dentro in questo festeggiamento. L'alcol poi molte volte aiuta anche a essere molto disinibiti, ma non solo nell'antica Grecia dei Romani, ma anche ai nostri tempi, nelle dovute condizioni. E arriviamo poi a un periodo, che è quello romano, in cui riusciamo a ottenere una fotografia, una istantanea meravigliosa, che io sono molto appassionato di queste istantanee, che si chiama Pompei ed Ercolano. Erutta il vulcano e ferma l'immagine nel 79 d.C. E in questi centinaia di anni di scavi, abbiamo scavato e si trovano delle bellissime immagini erotiche, non solo nel lupanaio, non è solo, il lupanaio era il cosiddetto bordello, ma nel bordello c'era il catalogo delle posizioni, non lo ritengo una parte artistica, però nelle ville dei romani c'erano le stanze dedicate, con delle rappresentazioni molto anche simpatiche, che si vedono. Io invito, perché a me Pompei piace, ogni 8 anni io devo andare di nuovo a rivedere Pompei ed Ercolano, perché anche Ercolano non dimenticatelo, è ancora più bello di Pompei, ancora più interessante. Ma vi invito ad andare anche al Museo Archeologico di Napoli. C'è una stanza segreta che chiede il permesso di entrare, dove hanno portato tutte queste immagini artistiche che riguarda l'Eros, e quindi uno si immerge in questa passeggiata, diciamo così, abbastanza riservata. E qui stiamo parlando del 79 d.C., quindi parliamo di 2000 anni fa, in cui queste rappresentazioni erano un po' la norma nelle ville patrizie, diciamo, di Pompei. Poi facciamo una cronologica anche nel mondo. L'India, l'Eros nell'arte, sapete che c'erano numerosi templi dedicati a questi argomenti, che sono templi che sono stati eretti attorno all'anno 1000. All'anno 1000 questa arte che rappresentava le varie posizioni, ma non solo, erano tutte scene di vita che rappresentava il modo di vivere allora, diciamo, dei popoli indiani. Ne avevano costruiti circa un'ottantina di questi templi, si trovano circa 600 km a sud di Delhi queste opere, che attraggono molti turisti perché l'argomento sollecita, e quindi uno già che va in India va a vedere anche queste rappresentazioni qui. Beh, c'è un piccolo dettaglio, più o meno dal 1200 al 1500 arrivano i musulmani in India, e quindi è una religione musulmana, e la musulmana non tollerava questa esibizione di questi monumenti, quindi vengono distrutti una buona parte. Oggi ne rimangono circa una ventina di questi monumenti che sono diventate patrimonio dell'umanità. Quindi questi qui sono dei monumenti intoccabili che riguarda poi l'arte erotica dell'umanità. Passiamo per il Giappone. Il Giappone attorno al 1300 ci sono un sacco di pitture, c'è un periodo molto intenso, sono di pitture
erotiche. Il Giappone è abbastanza lontano dalla Cina, però voglio dire che è abbastanza globale questo modo di rappresentare l'eros nell'arte. Il Perù, per dire un posto lontanissimo, in un periodo precolombiano, quindi prima della scoperta dell'America, ci sono tutta una serie di ceramiche erotiche, ceramiche come i greci rappresentavano i vasi e le ceramiche, così il Perù rappresentava questi oggetti di uso anche casalingo con tutte queste rappresentazioni, quindi c'è una similitudine anche nell'altra parte del mondo. In Africa ci sono, nel Corno d'Africa, numerose rappresentazioni falliche monumentali, che ancora non si è ben capito se rappresentavano delle tombe, se rappresentavano dei monumenti o cos'era il motivo per cui venivano costruite queste stele falliche che sono numerosissime in determinati luoghi. Io sono ignorante in questa materia, le cito solo come una esibizione, diciamo, artistica dell'argomento. Ma quello che mi piace sottolineare un po' di più è un posto bellissimo che è la Piazza di Signoria di Firenze. Ci sono delle statue che uno rimane incantato, non le cito tutte quante, no? Basta solo pensare al Davide di Michelangelo, no? Per vedere, lì c'è la copia, perché l'altra si trova nella galleria di l'originale, ma la copia è perfetta come quella originale. Una statua monumentale, 5 metri di altezza, scavata in un blocco di marmo di Carrara, in cui vede i tendini, vedi le vene, 5 metri, quindi è grande, ma anche l'organo maschile è benissimo rappresentato. Ma questo ha suscitato un sacco di polemiche negli anni, un problema molto grosso, perché ovviamente in India hanno avuto i musulmani, ma noi abbiamo avuto anche, ti cito anche quello di adesso, e noi abbiamo avuto anche la religione cattolica, no? Che ovviamente metteva le foglie dappertutto, no? Quindi obbligava gli artisti a coprire gli organi sessuali con una bella foglia di vite, magari. Quindi. E Firenze ha sempre mantenuto questa magnifica piazza con tutte queste statue che sono perfettamente nude e esibiscono i loro organi in una maniera splendida. E questo qui ha creato dei problemi. Di recente c'è stato un piccolo processo, diciamo, in Florida per un insegnante che ha portato il Davide di Michelangelo come esempio ai propri studenti e l'hanno licenziata perché era una rappresentazione pornografica. Ovviamente, qui ve la dice lungo, l'ignoranza del non conoscere l'arte o le rappresentazioni e vedere una statua nuda così, qualcuno l'ha presa per una pornografia, insomma, no? Pensava che ci fosse una rivista pornografica americana che rappresentava queste cose. Vabbè, è per dire che ancora oggi queste cose sono sensibili, quindi, però voi andate in Piazza di Signoria e guardate un attimo queste meraviglie, queste statue, uno si rimane emozionato, no? Noi siamo maschi, io sono un maschio, mi emoziono un po' di meno, ma immagino che anche il sesso opposto si possa emozionare nel vedere una rappresentazione veramente artistica. Ma ci sono alcune curiosità che mi ero segnato anche. Nella seconda metà del Settecento, Caterina II di Russia, in una sua abitazione, aveva un gabinetto erotico, così chiamato, cioè una stanza in cui c'era la rappresentazione pittorica di posizioni, di organi di tutti i tipi, che era una regina. Quindi, per dire, la cultura del momento non era un tabù, voglio dire, questo che voglio sottolineare. Poi, un'altra piccola curiosità, la Divina Commedia di Dante, perché sto sconfinando nella letteratura, no? Uno scrittore che si chiama Renato Ariano, no? Scrive sui segreti del poeta, con un libro che si chiama L'Eros segreto di Dante. Io non mi immaginavo, perché siamo tutti stati a scuola, ci hanno imposto Dante, la Divina Commedia, non credo che tutti l'abbiamo letto, dovevamo leggere solo l'Inferno, le frasi più eclatanti, del cul facea trombetta, queste cose ci divertivano da matti, no? Però non siamo stati così attenti a leggere questo poema, non me l'ha raccontate perché era un po' imposto, no? E come tale l'abbiamo digerito, no? Però non sapevo che c'era dentro tutta questa parte
dell'Eros segreto di Dante, che lo potete leggere comprando questo libro di questo scrittore, che ha estrapolato tutte queste parti che riguardano proprio la parte erotica della Divina Commedia. Quindi sono arrivato al 1500. Attualmente poi passerò la parola ai signori che vi descriveranno l'arte. Parliamo che nel tardo Ottocento l'arte recente, chiamiamola recente rispetto ai 3-4 mila anni che ho descritto, è Edgar Degas, Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, sono tutti quanti pittori che voi conoscete e che poi loro rappresenteranno. Questi rappresentano l'arte erotica assolutamente. Nel Novecento Pablo Picasso o Gustav Klimt, che sono altri pittori che tutti quanti noi conosciamo. Concludo con la fotografia. Abbiamo un tedesco che si chiama Helmut Newton, che è morto nel 2000, è recente, che era famoso per i suoi studi sul nudo femminile. Tanti di noi a casa hanno una raccolta di fotografie di Newton, quindi l'eros nell'arte è presente nella pittura, nella scultura, nella letteratura e anche nella fotografia, ovviamente negli ultimi 100 anni. Questo è un excursus che ho fatto che può esservi utile per fare poi delle domande alla fine di questo convegno. Prego. Targa guadagnata. Sì, mi sono meritata, grazie. Adesso diamo la parola a... Sì, si sente? Sì. Iniziamo con 3 capolavori. Venere e Amore del 1533 di Jacopo Carrucci, detto Pontormo, uno dei principali protagonisti della prima stagione del manierismo a Firenze. Nasce in un piccolo borgo nei pressi di Empoli. La sua carriera si svolse integralmente in territorio fiorentino e fu segnata dal successo e dall'apprezzamento dei suoi contemporanei. La morte lo colse all'improvviso a 62 anni, mentre l'artista era intento ad affrescare una chiesa. Proseguiamo poi con Venere e Cupido del 1530 circa di Lorenzo Lotto. Nasce a Venezia e fu tra i principali esponenti del Rinascimento veneziano del primo Cinquecento. Per la sua indole originale e anticonformista, subì una sorta di emarginazione dal contesto lagunare. Si spostò quindi in zone considerate periferiche rispetto ai centri artistici. Venezia in quel periodo era dominata da Tiziano. Inquieto, schivo e sempre controcorrente, ormai anziano, venne ospitato in un santuario a Loreto, in provincia di Ancona, e morirà in povertà a 76 anni. Ma tutt'altra sorte per un altro grande artista, infatti parleremo della Venere di Urbino di Tiziano Vecellio, noto semplicemente come Tiziano. Nasce a Pieve di Cadore, artista innovatore e poliedrico. Fu uno dei pochi pittori italiani titolari di una vera e propria azienda, accorto imprenditore della sua bottega ma anche della sua personale produzione, direttamente a contatto con i potenti dell'epoca che erano i suoi committenti. Diventerà ricchissimo e morirà a Venezia colpito da un'epidemia di peste, ma aveva quasi 90 anni. Ma basteranno 5 anni al figlio Pomponio per dilapidare tutto il patrimonio del pittore più ricco della storia. Seguirà poi Sogno di Francesco Paolo Tosti con all'arpa Paola Gregoric e la soprano Daniela Esposito. Vai Paolo. Se riusciamo a sentire, però ecco, dobbiamo solo avvicinare il microfono. Questo mi è stato detto. Buonasera, sono sincero, spaventate molto. Però trattiamo questo tema con anche la dovuta impegno, anche leggerezza, perché il tema giustamente è talmente ampio che poi contenerlo in
in pochi dipinti e in poco tempo diventa abbastanza arduo. Però è bello ricordare come nasce questa serata sull'erotismo nell'arte, principalmente in pittura, perché è vero, noi forse non ricordiamo, ci siamo dimenticati di come i collezionisti d'arte amavano appunto collezionare l'arte, anche perché era il mezzo unico fino all'evento della fotografia per conservare immagini, ricordi, anche per fare il ritratto a qualcuno di famiglia. E quindi quando dobbiamo immaginare che questi nobili, quando ospitavano nelle cene, nei pranzi, amici, parenti, era consuetudine, finito il pranzo, terminato il pranzo, che le donne continuassero a conversare o a ricamare o a chiacchierare nelle sale da tè, nelle sale del pranzo, mentre il nobile appunto aveva l'orgoglio di accompagnare gli altri signori a visitare le stanze dove venivano collezionati questi dipinti, e spesso succedeva che tutto iniziava con scene di caccia, perché era importante, scene di battaglia, scene anche di genere, di pittura di genere, di natura morta, di paesaggio, e poi arte sacra, e infine queste stanze un po' segrete, un po' riservate della pittura di erotismo, che non veniva definita così perché solo questo termine a qualcuno ancora oggi crea almeno un po' di imbarazzo, però con la scusa di portarsi in casa quadri che spesso raccontavano un corpo nudo, permettevano di vedere queste figure, queste modelle, attraverso l'idea di portare delle scene mitologiche, e quindi tutto sembrava così idealizzato e così lontano. Tenete presente che disegni circolavano tantissimo, e disegni spesso erano sì pornografici. Oggi forse abbiamo i cellulari, in un attimo poi arriviamo ovunque dove vogliamo. Allora questi strumenti che non c'erano facevano sì che certi signori nobili, molto maliziosi se vogliamo, frequentassero le botteghe dei maestri e chiedessero proprio dei disegni che oggi sono andati perduti proprio per anche la difficoltà a conservarli, ma se andate a fare una ricerca su internet qualcosa riuscite a trovare per capire e comprendere quanto veramente espliciti, oggi si direbbe pornografici, fossero, proprio anche per la praticità di portarseli appresso e portarseli in giro. Certo che in casa bisognava portare poi qualcosa che potesse in queste serate, o quando c'era l'occasione o la volontà o la voglia, di ammirare un corpo nudo, un bel corpo, e quindi ci si affidava a questi grandi artisti di bottega per rappresentare una dea, una Venere. E allora ecco che gli artisti compiono una magia straordinaria, ci fanno sentire in colpa perché guardiamo quel quadro, ed è stato commissionato proprio per la necessità anche così di guardarlo in modo molto piacevole, anche in modo erotico. Abbiamo portato 3 dipinti che spiegano un po' meglio quest'idea, questi artisti di come erano capaci appunto di velare, sottintendere, meglio dire suggerire certe situazioni che poi il committente accompagnava questi signori, spiegava, e vi lascio anche immaginare i commenti che, ve lo posso garantire, oggi sono tali e quali di quelli di allora e quelli di oggi. E se andiamo a guardare per esempio Pontormo con la prima Venere Amore, ecco che nella classicità della sua composizione, nel suo periodo, abbiamo 2 possibilità di conoscere con questo dipinto Pontormo, nella sua tecnica, nella sua bravura, nella sua bellezza straordinaria, tecnica, e anche Michelangelo, perché se osserviamo bene la Venere è stata eseguita su disegno di Michelangelo, ha preparato il cartone Michelangelo, e qui lo notiamo come molto monumentale, scultoreo. Michelangelo è il pittore che anche quando dipinge è scultore. Quindi, conosciuto gli artisti e vista l'impaginazione, vista la composizione, in fondo un paesaggio, il gioco di chiaro e scuro, tutto rientra nel dipinto. È velato, è nascosto invece il messaggio. Però c'è una premessa che è doverosa fare. Gli artisti, questi artisti, davanti alla tela bianca, hanno la capacità di rappresentare qualunque cosa, qualunque dettaglio. Togliamoci dalla testa l'idea di dire l'artista l'ha fatto di 3/4 perché non è capace, non gli riesce il profilo o il frontale. No, non esiste proprio. Ognuno decide di dare un sorriso perché ha bisogno di un sorriso, un'espressione triste, fanno quello che vogliono. Fatta questa premessa, significa che ogni millimetro dipinto ha un suo perché, è stato meditato, è stato rivisto, e se rimane tale nei secoli è stato scelto proprio per
indicare, suggerire per le motivazioni forti del committente o di chi, il pittore, l'artista, ha voluto eseguire quel quadro. Quindi l'impaginazione è questa. Però se noi guardiamo bene, con attenzione, soprattutto pensando al tema di stasera, erotico, guardiamo i quadri sotto questo punto di vista, perché ogni quadro è un'enciclopedia, si potrebbe parlare per ore per ogni dipinto. Rimanendo sul tema di erotismo, questo quadro che cos'ha? Beh, nell'abbraccio dell'Amorino è proprio forte, è preteso, è voluto, è cercato, stringe la Venere a sé il più forte possibile vicino alla bocca per dare un bacio. In parte con il piede poi copre la nudità di Venere. Però, dicevo prima, nulla è al caso. E nel linguaggio di espressioni e di mani, guardiamo attentamente nel particolare questa mano, la mano di Venere, che in parte poi anche indica, e vedremo che cosa indica, però quella freccia tenuta in mano dall'Amorino, passa in mezzo a due dita, insomma suggerisce, indica, sempre in modo molto, molto elegante direi. E però ci indica che cosa? Con l'altra mano vicino al seno indica l'abbraccio e il bacio che sta per iniziare con amore. L'altra mano indica, ecco che torna, quando noi abbiamo avuto, guardando quell'immagine, il sospetto che sia un po', insomma così, un po' forte quell'immagine, sottintende qualcosa, non ho capito bene, ecco che allora quell'idea che ci facciamo davanti al dipinto viene dimenticata e tutto poi viene portato alle caratteristiche per cui quel capolavoro poi viene accettato. Cosa indica? Nel particolare vediamo una maschera dietro un volto che è un monito contro l'inganno in amore. Sotto in quella scatola scura c'è un fantoccio moribondo che è un monito e anche allegoria che il tempo e la bellezza hanno un tempo, il trascorrere del tempo. Se poi passiamo al dipinto di Lorenzo Lotto, altro grande artista che tratta lo stesso tema Venere e Cupido, sempre per rappresentare una nudità, perché venga accettato, perché non venga scartato, spesso sono committenze private, spesso sono regali alla sposa, anche qui è abbastanza bizzarro, no? L'artista pretende di portarsi in casa un nudo e per portarlo in casa lo regala alla moglie come dono di nozze. Quindi questo fa funzionare poi e fa lavorare gli artisti con questo tema. Di nuovo vediamo una dea, la Venere, che ha nel particolare, vediamo il diadema con le rose e la perla, simbolo di purezza, il diadema è proprio simbolo della dea. Alle sue spalle possiamo notare come una tenda rossa, si sceglie il colore rosso perché è il colore della passione, è legata a un tronco d'albero che attorno a questo tronco vive un'edera, simbolo di eternità, e la cornucopia, che è simbolo del sesso femminile e di fertilità. Se poi continuiamo a guardare gli atteggiamenti, il linguaggio delle mani, ecco che la Venere sostiene una ghirlanda di mirto, il mirto è simbolo di Eros, e il piccolo Cupido, amore, che fa pipì centrando proprio la ghirlanda e quella pipì finisce sul ventre della dea. Anche qui siete liberi di interpretare in funzione alla vostra sensibilità, alla vostra cultura. Certo che è un suggerimento che indica qualcosa. Come poi rientrare il tutto pensando di commettere sempre un peccato a pensarlo in questo modo? Ecco che notiamo in primo piano un altro dettaglio, altri due dettagli, un bastone e un serpente, che sono un po' un monito a tenere lontano le tentazioni e il peccato. Però ancora più forte è proprio la Venere di Urbino di Tiziano. È un capolavoro, non c'è dubbio, è sempre stato considerato un capolavoro, lo è tutto oggi e lo sarà sempre, per bellezza straordinaria. Tiziano lo conosciamo, maestro che ha dominato e lo troviamo in qualunque museo importante con le sue opere. Sul tema della Venere, in realtà qualcuno l'aveva anticipato e se guardiamo bene un po' nel confronto, la Venere di Giorgione richiama un po' la stessa posa, meglio dire Tiziano ha guardato alla Venere del Giorgione. Però ci sono due differenze, a guardare con attenzione. La Venere di Giorgione è colta mentre sta dormendo, in un paesaggio idealizzato, anche lei diventa idealizzata, un corpo fantastico, nudo, trattato tecnicamente alla perfezione, di una bellezza, di una poesia insuperabile. Però il fatto che lei dorma
ci crea a noi stessi di nuovo quell'imbarazzo e quel senso di colpa. Arriviamo lì, rischiamo di svegliare la dea quando lei giustamente nel sonno, da sola, non ha neanche l'accorgimento di vestirsi. È colpa nostra, c'è poco da fare. Tiziano cosa fa? Altro che colpa. Parliamo di Tiziano. Guardiamo la Venere di Urbino. Beh, la Venere di Urbino è sveglia, ci guarda, è accattivante, ci invita. Linguaggio di mani. La mano destra ha l'emblema della dea, quella corona di rose. La mano sinistra, se la vogliamo vedere un po' nei particolari nel tema che c'è stasera, insomma, io non credo che quella mano stia tanto ferma. Dobbiamo anche dire che questo quadro piaceva talmente tanto a Rampollo di Urbino, Guidobaldo II della Rovere, che quando l'ha visto a bottega lo vuole a tutti i costi e dice a Tiziano: non vendere quel quadro, lo voglio io, quel quadro deve essere mio. E invitava la madre, la tormentava affinché lei desse il denaro giusto per poterlo acquistare. La madre non spese neanche un ducato per i capricci del figlio, però Guidobaldo, messosi d'accordo con Tiziano, si impegnò a dire: impegnerò qualcosa di mio, ma io quel quadro lo voglio avere. È un quadro nato anche questo per committenza come regalo di nozze. Che cosa succede però? Quella figura, quella dea, quella donna così bella e giovane, ci guarda, ci chiama. La cosa più importante, l'abbiamo vista anche negli atteggiamenti, è molto provocante. Guardiamo quella tenda scura che divide il quadro a metà. La tenda scura ha lo scopo per dire alla ragazza che imposa, alla sposa a cui viene dato dono questo quadro, il marito dice: sì, vanno bene i piaceri della carne, la sensualità, l'erotismo, il gioco dell'amore, ma deve essere consumato con il proprio marito e dentro le mura domestiche. Quella tenda rappresenta uno spazio intimo e privato, contrariamente invece all'altra parte, all'altra metà del quadro, dove in piena luce c'è una stanza e in fondo al letto troviamo anche un cagnolino che è sempre simbolo di fedeltà. Un cagnolino addormentato, come per dire: stai tranquillo, non preoccuparti, io sono tutta per te. Tutto quello che desideriamo fare, tutto quello che è di passione, lo faremo al chiuso nella nostra stanza segreta. Il cane ha questo significato e questo racconto. In fondo alla stanza Tiziano fa ancora un'altra cosa ancora più interessante. Proprio per crearci questo imbarazzo davanti al dipinto, troviamo una domestica, una giovane ragazzina che cercano in modo abbastanza frettoloso anche i vestiti per vestire la dea. E allora accade che noi sentiamo proprio di nuovo quell'imbarazzo e quella difficoltà e ci sentiamo in colpa perché siamo arrivati un po' troppo presto davanti a quel dipinto. Mi guarda
di qualche secolo andiamo avanti con altri 3 nudi. Olympia del 1863 di Edouard Manet, considerato il maggior interprete della pittura pre-impressionista. Nasce a Parigi in una famiglia colta e benestante e dedicò tutta la sua vita alla pittura. Frequentò lo studio di un maestro accademico e fece diversi viaggi: Olanda, Austria, Germania, Spagna, Italia, dove copiò la Venere di Urbino. Nelle sue opere traspare il silenzio di una pittura antica di secoli, legata alla tradizione che Manet amava profondamente, ma al contempo anticipatore di un nuovo progresso che un artista sa sempre cogliere. La critica lo stroncò quasi sempre per tutta la vita. La sua costante preoccupazione, infatti, fu quella di ottenere il riconoscimento accademico e quindi ufficiale della pittura. Colpito da una grave malattia, poco prima di morire scrisse poche righe al critico Albert Wolff. Non mi dispiacerebbe di poter leggere finalmente, mentre sono ancora vivo, il meraviglioso articolo che mi dedicherete non appena sarò morto. Manet morì a 51 anni. Pochi mesi dopo si tenne una grande retrospettiva e le quotazioni dell'artista cominciarono a salire. Proseguiamo con Nudo coricato con i capelli sulle spalle e Nudo addormentato con le braccia aperte, entrambi del 1917 di Amedeo Modigliani. Nasce a Livorno, si formò in Italia, visitando chiese, musei e gallerie, copiando le opere che lo affascinavano tra Firenze, Napoli, Amalfi, Capri, Roma. Poi, a 22 anni, la svolta, parte per Parigi. Agli inizi del Novecento, capitale europea dell'arte, delle nuove avanguardie, dove tutti, ma proprio tutti, letterati, poeti, musicisti, pittori, di ogni nazionalità confluivano. Furono anni di emancipazione e fermento, come pochi nella storia dell'arte. Ogni artista a Parigi poteva trovare i mezzi per esprimere al meglio la propria visione, i propri sogni, la propria sensualità. Quando finalmente, dopo anni di povertà, inizia a raccogliere i primi consensi per le sue opere, morirà a 36 anni di tubercolosi. La leggenda ebbe così inizio, i racconti e le fantasie si sprecano. Sono state scritte migliaia di mediocri pagine sulla pretesa debolezza dell'artista, preda delle droghe, dell'alcol, degli eccessi, delle sue crisi, ma a noi questo non importa. È la sua opera che va giudicata. Modigliani è una pietra miliare dell'arte del Novecento, un artista senza seguito. Ascolteremo poi, scusate la pronuncia, Chanson pour avril de 4 points grec di Louis Vierne. Vai. Anche qui il microfono, ecco, ci siamo, forse ci ascoltiamo. Anche qui mi allaccio un po' alla posa, come abbiamo visto prima, Tiziano con questa dea che diventa carne viva, è accattivante, attrae, chiama, richiama. E il confronto con Manet, la posa è la stessa, l'omaggio, lo fanno sempre gli artisti, si omaggiano quando si riconoscono così giganti nell'arte. Però c'è qualcosa di straordinario e di completamente nuovo nella pittura di Manet, non solo tecnicamente. È il momento in cui nasce la macchina fotografica, ci sono diverse altre necessità, ma rimanendo sul tema dell'erotismo e sugli omaggi, a Tiziano, a Giorgione, Manet che cosa fa? Con Olympia intanto utilizza un nome che è un pseudonimo molto frequente nella Parigi di allora ed era il pseudonimo proprio delle prostitute di Alto Borgo di Parigi, e questo già crea scandalo. E poi nella posa è molto diretta, però nel linguaggio di mani, mentre l'altra è invitante, la Olympia di Manet, riusciamo a comprendere come lei sì, si concede, ma soltanto dietro un compenso. Lo fa solo per un compenso. E che cosa succede quando di nuovo la borghesia, i nobili, i ricchi, provate a immaginare,
dispensano saluti mentre con la moglie, con i parenti, con i figli vanno a visitare la mostra degli impressionisti a Parigi, che tanto ha suscitato clamore e scalpore. Non sanno nulla, devono vedere le opere per la prima volta, e quando questo signore, questo nobile, compare davanti a questo dipinto, si affaccia davanti a questo dipinto, beh, la sorpresa è terrificante. Ha rischiato di essere distrutto questo quadro. Distrutto perché? Perché Olimpia è troppo vera. Olimpia, noi oggi la vediamo ritratta, riconosciamo un volto di una bella giovane donna, però proviamo a immaginare che quel volto noi lo conosciamo. Di una persona, definiamola facile, ma la conosciamo, una nostra amica, una nostra parente, una signora che abita qui a Fagagna. Vediamo quel quadro per la prima volta e capite lo shock. Vogliamo distruggerlo. Non è possibile, è un affronto. Soprattutto per questi nobili che avevano magari prima fatto visita, partecipato alla funzione in chiesa e, come dicevo, dispensano saluti, si fanno vedere in un certo modo, però davanti a quel quadro l'impatto è forte, è fortissimo. Guardate se non è in scena una sfida di dignità. Nel volto di Olimpia è uno sguardo diretto. Mi concedo a pagamento. Certo, non puoi rinnegarmi. Perché fai questo? Perché fai questo? Chi ha più dignità? Uno sguardo che è proprio una sfida. Eppure sembra dire: come tu ti indigni molto adesso che sei a braccetto con tua moglie, mi hai riconosciuto e sei uscito da questo luogo, da questa camera 2 ore fa. E sei stato talmente soddisfatto che mi hai omaggiato con un mazzo di fiori. La mia domestica me li sta ancora portando. Capite la potenza e la verità? Gli artisti hanno sempre la necessità, hanno sempre avuto il tormento di raccontare verità, che piacciono o non piacciono. Se poi guardiamo attentamente in fondo al letto, stavolta non troviamo il cane, simbolo della fedeltà, ma un gatto che è simbolo della cidia, di colui che fa di tutto per non fare nulla. E in più, se ci pensiamo bene, il gatto si fa carezzare soltanto quando vuole. Poi passiamo a Modigliani, e quando la seduzione ha una forma, questa travolgente e irresistibile attrazione porta la firma di Amedeo Modigliani. Anche qui lo vediamo nella posa, nel dipinto che vi propongo, è di nuovo un omaggio ai grandi artisti che l'hanno preceduto, sempre la posa di una Venere, però in questo caso Modigliani, non soltanto in questo caso, nei ritratti, nella pittura, quando ci sono personaggi, nei nudi, Modigliani non celebra mai nessuno. Modigliani dirà in una frase che ogni uomo, ogni individuo è un universo a sé e merita l'attenzione dovuta. E lui cerca nella quotidianità di rappresentare ognuno di noi, perché ritiene che ci sia sempre qualcosa di interessante cui cogliere, cui crescere, dove apprendere. Un universo a sé. E la grandezza e la potenza di Modigliani sta in tutta la sua pittura, quello di portare all'essenza, dando riconoscibilità al personaggio, ma cercando in modo ossessivo e ossessionante di scavare dentro l'intimità di ognuno di noi, di ognuno che viene ritratto, andare in profondità. Tant'è vero che quando si usa modelle e modelli modigliani, provate a guardare bene quelle pose, si concedono, però è in atto una sfida tra il pittore e la modella al modello, dove il modello teme l'artista, perché sa che la sensibilità di Modigliani è talmente elevata e forte che riesce a portare alla luce e quindi renderlo immortale quel segreto intimo che ognuno di noi custodisce dentro di sé. Quando Modigliani non riuscirà a fare questo nella pittura, non dipingerà mai gli occhi. E soprattutto nei nudi, vediamo, questa è una provocazione, non soltanto un omaggio, ma diventa un nudo, lo vediamo, carnale. La pittura cambia, la pittura si fa materia, la pittura diventa sempre di più un motivo per ascoltare i quadri più che vedere. E qui si sente il peso della carne, l'odore di quella carne. È carne vera di fronte a noi, e nasce ancora maggiore il desiderio e l'erotismo di possedere quel corpo, anche se per Modigliani non è così. Modigliani non dipinge i nudi per possederli, li dipinge per quell'universo a sé, per quella bellezza straordinaria, andando alla ricerca di oltre, cosa c'è oltre quell'immagine, quel corpo. È accattivante, ha un calore vivo, vero, forte, ma soprattutto questa immagine di un altro nudo,
di Modigliani, Nudo addormentato, tanto per dare un titolo e non confonderlo, è un nudo sdraiato. I nudi di Modigliani sono in continua ricerca di uno stile che lo caratterizza, è proprio il racconto di una verità, dove quel corpo va desiderato, va amato, non va posseduto per Modigliani, va accarezzato. Noi facciamo un percorso guardando quel dipinto nella sua bellezza straordinaria, poetica, una poesia dipinta, e osserviamo bene come quella modella si concede per la posa, perché il pittore la paga, ha bisogno di una posa, però non permette di andare oltre. Non portiamo fuori quello che è il mio sentimento, quello che può essere la mia debolezza, qual è il mio segreto intimo, qual è il mio desiderio, qual è il mio erotismo. Ti concedo il mio corpo. E Modigliani lo rispetta, però va oltre. Lo vediamo anche in questo quadro, come cerca con tormento di andare oltre. Possiamo soltanto, per esempio, guardare le indicazioni del colore di fondo. Abbiamo detto prima che i pittori non c'è nulla al caso, anche la scelta del colore. Allora in alto possiamo vedere un viola, che è il colore del mistero, della magia, il bianco, la purezza, quindi è un sentimento, un pensiero, è un'immagine pura per Modigliani, senza cattiveria, senza volgarità. Guardate il rosso, che è il colore della passione, sta proprio vicino alla fonte del piacere. E poi quel blu che arriva alla mente, alla ragione, al sentimento, arriva proprio vicino al cuore. Quindi questi colori che ci aiutano a comprendere meglio qual è il racconto suggerito da Modigliani. C'è un'altra cosa molto interessante da guardare, da osservare. La modella ha le cosce chiuse e invece le braccia aperte, per un desiderato abbraccio. Perché per Modigliani, se l'erotismo e la passione travolgente appartiene al corpo, diventa completa se anche c'è il coinvolgimento totale del sentimento e della ragione. Adamo ed Eva, le due amiche, entrambi del 1932, e La bella Raffaella del 1927 di Tamara Dell'Empicka. Nasce a Mosca. La madre era polacca, il padre un ricco ebreo russo.
Tamara assume la forte identità polacca della famiglia materna e il culto della nobiltà. La nonna Clementine l'aveva allevata convincendola di essere straordinaria. Viaggia in tutta Europa, i suoi amici appartengono alla novità del tempo. Ritorna spesso in Italia per studiare i grandi maestri della pittura. Vive la vita bohemienne di Montparnasse a Parigi, sul versante dei ricchi ovviamente, alta, bionda, colta, raffinata ed eccentrica. Dicono di lei, poteva resistere a tutto, ma non alla tentazione. Fa abitualmente uso di droga, frequenta i caffè, i locali notturni, insieme agli altri artisti. Si dichiara apertamente bisessuale. Alterna una vita sregolata a lunghe sedute di pittura. Insomma, la sua esistenza è del tutto priva di normalità. Una vita, per così dire, cinematografica. 2 matrimoni le dettero 2 titoli nobiliari. Visse in 2 continenti e la sua arte mescola linguaggi di varie correnti e radici. Diventò famosissima in tutto il mondo. Nell'ultima parte della sua vita si trasferirà in Messico. Nel 1980 Tamara de Lempicka muore nel sonno a 82 anni. Proseguiamo con Il sonno del 1866 di Gustave Courbet, esponente del movimento realista, tra l'altro un termine che aveva inventato lui. Nasce in una piccola cittadina della Francia, figlio di agricoltori, orgoglioso delle sue origini, partirà alla volta di Parigi. Fu pittore di composizioni figurative, paesaggi, marine e donne. Si occupò anche di problematiche sociali, prendendosi a cuore le difficili condizioni di vita e lavoro dei contadini e dei poveri, denunciando tutto questo con le sue opere. L'arte di Courbet suscitò un notevole scandalo. All'epoca le rappresentazioni di scene contadine erano considerate minori e non all'altezza delle grandi esposizioni parigine. Ma non mancano i ferventi ammiratori, tra cui gli ancora sconosciuti impressionisti. Nonostante la critica che denigrava la sua pittura, egli reagì sempre con forza con il suo temperamento sagace e ironico. A causa delle idee politiche, a Courbet gli furono confiscati tutti i beni e fu imprigionato, ed in prigione si ammalò. Costretto in seguito all'esilio, si rifugiò in Svizzera. Morì a 58 anni e dipinse fino alla fine. Ascolteremo poi Nuit d'étoiles di Claude Debussy. La carica erotica dell'arte è presente nei lavori di Tamara de Lempicka, unica e irripetibile. Ci sono certi artisti lo uso come termine uomo-donna, l'artista è artista, non facciamo distinzioni. E ci sono alcuni artisti che unici, nella loro unicità lo comprendiamo bene come Tamara, Modigliani, Van Gogh. Non esiste una Tamara prima di lei e dopo di lei. Nessuno ha saputo cogliere quella lezione, certamente l'hanno colta per lo studio, ma portarla avanti, continuare quel percorso di ricerca artistico, perché quel tipo di pittura e quella creatività, quella fantasia, quella potenza è unica, appartiene solo a Tamara. Questa grande artista e donna ha saputo far coesistere tutta la modernità, la sua contemporaneità, siamo negli anni 20, inizi del Novecento, quando sul palcoscenico artistico e pittorico nasce, si propone il cubismo di Braque e Picasso. Tante forme artistiche nuove, un secolo veramente di movimenti artistici veloci che si sovrappongono, tutti importanti, tutti fondamentali. La fotografia ha sconvolto completamente il tutto, si è andato a cercare oltre quell'immagine che è uno strumento ha sostituito gli artisti e i pittori, anche se poi non abbiamo mai dimenticato e rinnegato il realismo. Ma in questa costante ricerca, possibilità, ecco che Tamara che cosa inventa? Che cos'è rivoluzionario nella pittura di Tamara? Certo appartiene, guarda con attenzione al cubismo, che non è altro, in sintesi, quel movimento che
racconta agli artisti che quando avete raggiunto l'illusione della realtà, con Canaletto soprattutto, nella vostra sofferenza nel rendere la prospettiva, ecco, quando l'avete raggiunta con Canaletto ai massimi livelli, avete raggiunto una cosa non vera, è un'illusione della realtà, perché nel concetto di verità dobbiamo portare tutto sullo stesso piano e rappresentarlo da più punti di vista, svilupparlo sulla superficie pittorica, e quindi il cubismo toglie prospettiva, forme, e tutto diventa vero perché tutto viene rappresentato. Tamara vive questo periodo, lo propone, tant'è vero che sui fondi dei suoi quadri il cubismo esiste e resiste con Tamara. Ma dove sta la grandezza di Tamara, e soprattutto non vediamo quella rigidità confrontandola con i cubista Draco, Picasso, di forme geometriche, di composizioni nuove che hanno una loro straordinaria bellezza? Non sto qui a discutere su questo, certo di far vedere come, di far notare come invece nella pittura di Tamara, dove c'è il cubismo, c'è una poesia, una leggerezza, proprio perché dentro quelle forme geometriche del cubismo che richiede c'è tutta la pittura del Rinascimento italiano. Ha studiato con la nonna, ricordava Paola, questo meraviglioso viaggio nell'arte italiana, conoscendo gli artisti del Rinascimento, Pontormo, Michelangelo, Leonardo, Raffaello. Ecco, dentro quegli spazi geometrici Tamara usa tutti i colori, le sfumature, le velature tipiche del Cinquecento. Riesce ad ammorbidire e a far coesistere il passato, il presente, e proietta tutto nel futuro. Grandissima, grandissima artista. Rimanendo sul tema dell'erotismo, ci propone Adamo ed Eva. E qui vediamo come anche qui è un omaggio, riconosce Michelangelo come grande artista del Cinquecento, lo vediamo nella posa, di nuovo, sculture che si muovono con grazia, ma nella pittura e nel disegno di Michelangelo. E ai possenti muscoli di Adamo si contrappone Eva. Proviamo a guardare bene come la pittura di Adamo è una pittura sì morbida, ma molto presente, molto viva, e molto più delicata in quella di Eva, ma negli atteggiamenti notiamo la prepotenza nel pensiero artistico di Tamara de Lempicka. Adamo la abbraccia, si avvicina, la vuole baciare, la vuole stringere, e l'atto d'amore è stato consumato, ma Adamo pretende, vuole, desidera ancora, ha necessità di amare ancora Eva. Eva come risponde? Siamo agli inizi del Novecento. Questa donna, Eva, straordinaria, per Tamara, guarda in un'altra direzione, guarda la mela. Il peccato è già stato consumato, e per Eva, che si è fatta amare, badate bene, per Tamara Eva si è fatta amare, sta guardando in un'altra direzione. Per lei è molto più eccitante una nuova conquista. È questo senso di libertà che diventa erotismo ed eccitazione. Tamara de Lempicka, quando ci propone prospettiva alle due amiche, con questo quadro che è molto chiuso, c'è poco respiro, c'è poco ossigeno, sentiamo umidità, calore, si soffoca dentro quella superficie, e troviamo due donne che si amano, si sono amate, però quell'idea di chiudere in prospettiva, sul fondo troviamo il cubismo, di chiudere tutta questa immagine, ha il senso per sottolineare meglio quello che per Tamara diventa un segreto custodito, e questa libertà di poter scegliere le sue amanti, la possibilità di scegliere l'erotismo e l'eccitazione che desidera nel momento in cui ha questa possibilità di scegliere, questa possibilità di scelta, questa intimità segreta dentro questo spazio. Per regalarci, per proporci questo dipinto, è facile pensare che Tamara abbia guardato a Courbet nel dipinto Il sonno. Soltanto una committenza privata non ha permesso di essere distrutto questo quadro. Siamo nel 1866 e Courbet ci consegna queste due donne che stanno dormendo in seguito a un amplesso passionale. Lo possiamo capire e intuire immediatamente perché c'è un letto sfatto. Sul letto troviamo una collana di perle rotte, orecchini, altri oggetti. C'è stata una forte passione tra i corpi e l'anima di queste due figure. Però tutto rientra in una forma poetica, in una forma di desiderio, di passione, di amore, di coinvolgimento totale. Questo ce lo racconta il dettaglio, i dettagli.
Guardate in primo piano e sullo sfondo questi cristalli, questi vasi di cristallo, quindi un sentimento puro, cristallino, trasparente, fragile. E come sul fondo un vaso di fiori col colore dorato, che è un colore nobile, e i fiori hanno il colore rosso della passione e il bianco della purezza, quindi un sentimento puro. Però Courbet, non soltanto lui, l'abbiamo visto anche Modigliani, si sofferma su tutti i dettagli, mostrandoci, evidenziando anche le parti più intime di queste due figure, di queste giovani donne, andando proprio a analizzare il piccolo dettaglio, e ci fa vedere anche se timidamente i peli pubici sulla ragazza bionda. Ecco, questo dettaglio in tutti i nudi è quel dettaglio che ha creato l'imbarazzo, la difficoltà un po' a guardare quel dipinto, perché lì vengono rappresentati la verità di un corpo vivo di fronte a noi. Se ricordate bene nelle immagini di prima, la Venere, il suo sesso così appena suggerito è lontano, è distante. Accettiamo quella nudità, ma non è qui, non sta di fronte a noi. Ecco, il dettaglio di quei peli pubici, così veri, così ben definiti, è chiaro che è uno schiaffo, cioè è la realtà di fronte a noi. Tamara de Lempicka, con la bella Raffaella, in un quadro dove il cubismo non c'è più, c'è delicatezza, è un quadro dipinto con pennellate che accarezzano il dipinto e la modella rappresentata, in una forma di costruzione prospettica che ci permette di fare un percorso su quel corpo desiderato e erotico. Facciamo questo percorso lentamente, accarezziamo come le pennellate di quel quadro dipinte da Tamara, e il percorso finisce, se guardiamo bene, sulle labbra, su quella bocca socchiusa, ci fa sentire un respiro un po' affannoso, e lo notiamo per l'unico colore rosso, la nota rossa, che chiama la nostra attenzione. Dove finisce il nostro sguardo, però incomincia la nostra immaginazione.
Diamanti o l'abbraccio del 1917 di Egon Schiele, nasce a Thun, vicino Vienna. Pupillo di Gustav Klimt, Schiele è stato uno dei maggiori artisti figurativi del primo Novecento, nonché uno dei primi esponenti dell'espressionismo viennese. La sua infanzia viene presto offuscata dal progredire della malattia mentale del padre e dalla sua precoce morte. Esperienza traumatica che segnerà profondamente tutta la sua pittura. Studia all'Accademia di Belle Arti di Vienna e mostra subito una passione per le figure femminili. Le modelle preferite di Schiele sono donne a cui era legato da sentimenti profondi. Grazie al suo amico Klimt riesce in breve tempo a ottenere diverse commissioni ed a partecipare a mostre internazionali. Talento precoce, nonostante la breve vita. Il suo corpus di opere è impressionante, circa 340 dipinti e 2800 tra acquerelli e disegni. Nell'autunno del 1918 l'epidemia di influenza spagnola, che provocò più di 20 milioni di morti in Europa, raggiunge Vienna. La moglie Edith, incinta di 6 mesi, contrae la malattia e muore. Durante l'agonia della moglie, Schiele la ritrae più volte. Egli non scampa al contagio e 3 giorni dopo muore a soli 28 anni. Proseguiamo con Madonna del 1894 circa di Edvard Munch. Nasce in Norvegia da una famiglia illustre. Secondo di 5 figli, sin dalla fanciullezza fu provato da una serie interminabile di disgrazie familiari. La madre e la sorella maggiore, con cui Edward era molto legato, morirono di tubercolosi. Qualche anno dopo morì il fratello più giovane di polmonite ed una delle sorelle minori trascorse la maggior parte della sua vita in una clinica di malati mentali. L'artista stesso ebbe da bambino una salute cagionevole, peggiorata nel corso degli anni dall'alcolismo. Ovviamente tutto questo non giovò allo spirito del giovane Munch, che fu segnato profondamente. Si costruì dentro di lui quella visione macabra del mondo che lo renderà così celebre. Negli anni fece diversi viaggi, tra cui Parigi, ed incontrò così per la prima volta gli impressionisti, ma rimase folgorato dalla pittura di Van Gogh, così affine alla sua, per la profonda carica emotiva e drammatica. Anche lui, come tutti i grandi innovatori, fece scandalo, fu denigrato dalla critica. Ma i tempi stavano cambiando, le avanguardie si stavano imponendo. Alla fine farà ritorno nella sua Norvegia, che lo accoglierà con tutti gli onori. Morì ad Oslo nel 1944 a 80 anni. Di seguito ascolteremo Morgen da Vier letzte Lieder di Richard Strauss. Schiele si afferma per la sua arte, con la sua arte, per l'intensità espressiva, l'indagine psicologica e il disagio interiore. Tecnicamente lo vediamo come prevale il segno, c'è colore, ma c'è disegno, c'è segno. È un eccellente disegnatore. Però noi quando osserviamo i dipinti li dobbiamo studiare, cercare di comprendere mai fino in fondo. Non accadrà mai che noi riusciamo a decifrare tutto il capolavoro, altrimenti non lo è. E resiste nel tempo proprio perché dà la possibilità a tutte le generazioni, con le proprie esperienze, con la loro crescita, la loro sensibilità, di aggiungere qualcosa davanti a quell'immagine che non è fine a se stessa, perché appunto si chiama capolavoro. Quindi non riusciremo mai a raccontare tutto il capolavoro, però gli artisti ci possono, attraverso la conoscenza dell'artista e delle loro opere, indirizzare, riflettere. Ecco, i quadri sono riflessioni continue, mai certezze definite. Però tornando a noi, quando l'arte si fa sempre maggiormente sentire, c'è necessità di recuperare tecnicamente quello che appare come termine abbastanza moderno, che è l'espressionismo, ma che in realtà è un termine molto antico e in sintesi significa che la materia parla prima del soggetto. Nelle antiche chiese, basiliche antiche, riusciamo a vedere con che cosa è fatta quella croce, quell'angelo, quell'immagine di pietra, di legno, di marmo, e poi riusciamo a individuare il soggetto.
E quindi la materia parla prima del soggetto, proprio per la potenza che il colore in sé, il gesto, il graffio, la matita, la densità può permettere e trasmettere all'osservatore. Quindi quando parliamo di espressionismo, e nel disegno e nel tratto di Schiele abbiamo queste tracce, guardate il disegno, il segno nel rappresentare questi due amanti. Anche loro, dopo un amplesso, e racconteremo poi la scelta di questa prospettiva vista dall'alto, vediamo che il segno così deciso fa emergere proprio il tormento esistenziale, perenne, che ha Schiele nel vedere, nel vivere la vita e la quotidianità, anche quando si abbandona ai piaceri, alle necessità che un corpo chiede. Questo tormento è sottolineato da quell'energia nel segno deciso, nella traccia, nella scelta dei colori, con poche sfumature. Provate a pensare se quel disegno è trattato in modo molto più sfumato, molto più leggero, nel non finito che diventa concettuale nell'astrazione di Raffaello. Ecco, avrebbe assunto significati e soprattutto dato sensazioni diverse. Quindi ha questa necessità, questo tormento rappresentato con questi due corpi, visti dall'alto abbiamo visto, abbiamo accennato. E Schiele che cosa fa? Vediamo in quell'abbraccio, lei con la mano sul volto di lui lo rassicura, lo rasserena, lo calma, e lui invece la afferra, la trattiene con sé, è tormentato da il piacere di vivere, condividere e avere tutta la passione possibile con questa donna e il timore di perderla. Malattia, piacere, vita, morte coesistono sempre in Schiele, nel suo pensiero, nella sua idea. Altro artista potente sotto questo punto di vista, espressionista senza dubbio anche lui, è Munch. Munch lo ricordiamo soprattutto per l'urlo. D'altra parte troviamo anche qui le tracce e il significato di questo espressionismo fatto di materia, parla al colore. Abbiamo in mente un po' l'urlo di Moore che richiama un po' questo, e lo cito proprio per questo, perché Munch tende sempre a farci vedere le cose che non sono possibili vedere, ma sono possibili sentire, le nostre necessità, il nostro erotismo nascosto. L'erotismo ha milioni di sfaccettature, a mio avviso, e Munch ce lo fa notare. Abbiamo visto in queste diapositive come l'erotismo, la sensualità, il desiderio hanno 1000 sfaccettature, 1000 possibilità. Munch con la sua esperienza che cosa fa? Fa un altro grido silenzioso, dove questo quadro è impegnativo per il titolo che porta. Madonna, come si può rappresentare una Madonna con questo titolo, questa immagine? E allora se pensiamo a quell'urlo di Munch, dove dobbiamo sempre pensare che quell'urlo è nato ed resiste nel tempo ed è unico, universale, perché noi quell'immagine non appartiene a nessuno, se non all'umanità, a tutta l'umanità. È un urlo che appartiene a tutti noi, di un disagio interiore, lo stesso che ha Munch e che abbiamo anche noi. Quell'urlo grida, è un eco attraverso quelle onde colorate sullo sfondo di un tramonto, dove quella figura suggerisce appena appena che si tratta di un uomo, però noi sentiamo l'urlo, non vediamo un uomo che sta urlando, sentiamo l'urlo. C'è la necessità di togliere tutto quello che potrebbe disturbare nel racconto di un uomo che urla per far emergere quel suono. E come in questa Madonna c'è la necessità di far emergere un desiderio che è un sentimento interiore di Munch. Lui è sempre stato combattuto tra il desiderio di amare una donna, però anche spaventato dalla paura appunto di essere respinto. Ha vissuto sempre così, con questo tormento, questa paura. Come ha vissuto sempre? Alla ricerca di una fede. Io non so se l'ha trovata. Certo l'ha cercata ovunque. E allora quel titolo di Madonna in un corpo nudo è forse anche lì un desiderio mai appagato, lo stesso desiderio intenso, puro, di cercare una donna da amare con tutta la sensibilità e con tutta la forza e con tutta la spiritualità. È un ritorno a un seno materno dove lasciarsi abbandonare. Insomma, è una continua ricerca, come quell'urlo disperato, nella sua disperazione, di una fede, di una forte fede ben radicata. Guardate l'aureola rossa, insieme ai capelli neri, che contrasta con un carnato molto chiaro. Questo dualismo, questo contrasto tra la vita e la morte, tra il tormento e il piacere.
non ci dà una risposta lascia tutto sospeso, però ci riconosciamo nelle sue opere, credo. Baccio e Danae del 1907 circa di Gustav Klimt. Nasce a Vienna, secondo di 7 fratelli. Il padre, nativo della Boemia, era un orafo. Malgrado le pressanti ristrettezze economiche, il 14enne Gustav venne ammesso a frequentare la scuola d'arte e mestieri dell'Austria, dove imparò a padroneggiare diverse tecniche artistiche, dal mosaico alla ceramica, nel rispetto dei canoni accademici e della storia dell'arte del passato. Ma la sua pittura, legata inizialmente alla tradizione accademica, subì un radicale cambiamento ed iniziarono i primi scandali, che lo accompagnarono per quasi tutta la vita. La straordinarietà dell'arte di Klimt sta nella sintesi delle due fondamentali tendenze dell'epoca, il simbolismo e l'arte nouveau. Figura carismatica e combattiva, divenne uno dei fondatori, insieme a molti altri giovani artisti, della secessione viennese contro i rigidi canoni accademici. Non smise mai di evolversi e non smise mai di cercare il confronto con il lavoro dei colleghi. Per i giovani fu un vero e proprio talent scout e questo dimostra la sua costante attitudine alla ricerca, al rinnovamento e dalla totale apertura verso il futuro. Klimt morì nel 1918 a 56 anni di ictus.
Alla fine ascolteremo La lettre du jardinier di Marcel Tournier. Ci sono alcune opere che vivono eternamente nell'immaginario collettivo e che più di altre riescono a identificare alcuni oggetti, temi o epoche. Il bacio di Klimt ne è un esempio. Il quadro si iscrive nel periodo aureo dell'artista, così definito perché ha potuto visitare i mosaici di Ravenna e ha utilizzato poi spesso questo colore nobile. Questa tecnica permette di creare luoghi che appartengono all'infinito, luoghi distanti, luoghi che appartengono alla nostra memoria, al nostro pensiero, anche a luoghi che desideriamo. E questo bacio si inserisce bene in questo contesto. Un bacio che, se nei particolari andiamo a vederli, lui abbraccia fortemente il volto di lei, lo avvicina per questo bacio. Lei ha gli occhi socchiusi, le labbra si notano rosse, accetta quel bacio, si abbandona, ecco, meglio dire si abbandona a quel bacio. Lei ha una corona di fiori. Questi particolari ci indicano come tutto si manifesta in una poesia continua, ininterrotta, quei fiori blu dell'altra dimensione e bianchi della purezza, mentre lui ritroviamo, ecco, l'edera che è simbolo di eternità. Tutto questo si svolge sotto un manto dorato, un manto nobile, e dentro un giardino fiorito che appunto rimanda a luoghi della nostra fantasia, luoghi di altre dimensioni, luoghi che appartengono a un sentimento. Tutto si fonde sotto quell'abbraccio, sotto quella coperta. Rimangono visibili tracce geometriche per identificare lui, quelle forme rettangolari grigie e nere, e invece quei fiori stilizzati in forma circolare che danno riconoscibilità a lei. Ecco, tutte le spirali invece indicano e simboleggiano l'infinito. Quindi una poesia dipinta che rimane tale, si ferma lì, in una poesia che coinvolge tutti, in una dimensione che è nuova, è un messaggio, è una visione che sentiamo nel momento in cui l'abbiamo vista. Molto più forte è invece il quadro di Danae, sempre di Klimt. E qui cosa fa Klimt? Ci permette di spiare quella figura, quella giovane donna, da una porta socchiusa, dalla serratura, e riusciamo a vedere proprio com'è tutto abbastanza soffocato, quel corpo chiuso, fermo, addormentato. Gli occhi, la bocca che sospira, è colta nel sonno, nella sua intimità. Torniamo un po' alle Veneri che abbiamo parlato all'inizio, quando le spiamo, andiamo a osservare, poi ci sentiamo in imbarazzo per aver visto troppo. Ecco, succede lo stesso effetto, accade lo stesso effetto. Però Danae in questo caso accetta di essere amata da Zeus, che si manifesta attraverso quella pioggia dorata che la abbraccia, la carezza ovunque, la penetra ovunque. E lei ne prova piacere. Stiamo spiando qualcosa che appartiene molto all'intimo, al privato, una scena erotica, perché l'erotismo parte dai nostri occhi per dare poi a accendere la nostra immaginazione. E questa è un'immagine fortemente erotica, suggerita, lasciata in sospeso perché ognuno di noi poi la possa completare. E lei, in questa immagine, vediamo come la sua mano cerca di afferrare quel piacere che sente quell'attimo, lo vorrebbe afferrare per l'eternità. A conclusione mi permetto di fare una piccola riflessione. Intanto vorrei anche però chiudere con questa frase, l'ho lasciata per ultimo, che riguarda l'autore che abbiamo cercato di leggere prima, Schiele. E veniva criticato, tutta la sua opera è stata criticata, però Schiele risponde così a chi lo condannava per la sua arte: nessuna opera d'arte erotica è una porcheria quando è artisticamente rilevante. Diventa una porcheria solo tramite l'osservatore, se costui è un porco. Ecco, questo penso che sì, possa
possa essere molto vero, lo sento vero questo. L'arte l'abbiamo vista, ma non solo in questo esempio, con alcuni confronti, non è mai volgare. Ha la necessità di rappresentare verità, qualche volta anche scomode. Certo, tutta l'arte, non solo quella erotica, ha il compito di rappresentare la verità. E se credo, come credo, che Dio abbia creato gli artisti perché egli possa continuare a comunicare con gli uomini, non nel tema dell'erotismo soltanto in quello, ma in tutte le espressioni artistiche arriva quella spiritualità grazie alla genialità, alla bravura di questi artisti. Ecco che allora la mia riflessione è che se sul tema dell'erotismo, dove ancora oggi resiste un po' di pudore, è necessario che ci sia, lo sentiamo, certo, non è un tema così facile, spesso potrebbe anche disturbare quell'immagine, anche se è vera, certo abbiamo capito che è vera, però mi disturba perché la mia cultura, la mia tradizione mi porta a allontanarmi da quell'immagine, è troppo forte. Però se, permettetemi in modo molto leggero, se questi artisti hanno utilizzato gli dei, Amorino, Venere, queste figure mitologiche distanti, lontane, per rappresentare l'erotismo, per rappresentare e anche eccitare davanti all'immagine, beh, insomma, se lo usano gli dei, gli umani, deboli come siamo noi, se lo pensiamo o lo desideriamo, forse non è un grande peccato, cosa ne dite? Qui
tutto molto bello. Ma adesso siamo tutti curiosi di vedere cosa Angelo Floramo, cosa Angelo riuscirà a tirare fuori dal suo cilindro magico, dialettico sulla serata e su quello che vuole esporci. Grazie. Grazie. Chiudi quello. Anche questo sì, perfetto. Intanto mi complimento perché davvero l'appassionata relazione credo ci abbia rapito tutti, unita anche alla magnificenza delle voci e del canto e della musica. Allora, soltanto una veloce pennellata per rimanere in tema, perché contrariamente a quanto si pensa, la letteratura ha a che vedere con le parole, ma le parole sono dei segni, proprio come il pennello li traccia su di una tela. La letteratura traccia quei segni dentro le nostre teste. E dentro le nostre teste, nel momento in cui noi assaporiamo un brano, leggiamo un sonetto, un madrigale o un passaggio, è come se quelle immagini deflagrassero dentro a ciascuna delle nostre teste e diventassero le nostre immagini. Il quadro ci sconvolge, ci interroga, alle volte ci mette a disagio. La musica è un segno sensuale. Vox est aeris ictus, dicevano i medievali. La voce è un battito di aria che va a titillare il nostro timpano e crea delle risonanze interiori che danno voce ai nostri sogni. E ogni volta che la letteratura si è occupata di Eros, e lo ha fatto dal primo momento in cui, a piede scalzo, l'uomo danzava attorno al fuoco e cantava con timbri di voce l'amore, non solo per la donna, ma per il cosmo, ha avuto questa magia, cioè quella di farci vivere i sogni con le immagini che appartengono alla nostra biografia personale. Ognuno di noi avverte che quelle parole lo riguardano, proprio come è stato esemplato molto bene finora. Eros è il più terribile e il più potente di tutti gli dei. Cronos stesso, dei storti pensieri, non ha la stessa potenza che ha Eros nel far vibrare le corde del mondo. Questo si legge nella Teogonia di Esiodo. E se Cronos dai torti pensieri è il tempo che tutto divora e tutto invola, Eros va oltre il tempo, perché quella sensazione che noi proviamo nel momento in cui avvertiamo, proprio grazie ad Eros, che la potenza che scorre dentro ogni filo di erba che cresce in primavera è lo stesso fragore che smuove i terremoti ed è lo stesso lapillo che fa sgorgare di lava i vulcani ed è lo stesso canto silenzioso che muove le ruote celesti e fa scivolare le stelle sul concavo cielo, e questo è Lucrezio. Allora noi ci riconosciamo parte, attraverso di Eros, di un tutto, che non è universo, che sarebbe limitativo, che vuol dire una sola direzione, ma è multiverso, molto di più di questa banalità del metaverso di cui ci raccontano recentemente gli informatici. È il multiverso, è il Big Bang primigenio, l'orgasmatica interrogatoria verità, diceva Stephen Hawking parlando di quel momento iniziale in cui probabilmente da un buco nero esplode la vita in tutti i sensi, nel tempo, nello spazio e anche nella nostra percezione degli stessi. Quando Saffo, la poetessa, nella meravigliosa traduzione che ne fece Quasimodo, si trova da sola sul bordo dell'isola e avverte nel brivido della sua pelle l'increspatura delle onde del mare, quello è un Eros che parla al cuore di ciascuna donna e di ciascun uomo che hanno poggiato piede su questa terra, chiosa Quasimodo. Sono sola e l'increspatura del mare
agli stessi brividi della mia pelle che ora brucia, perché tu non sei qui con me, mentre lente declinano le Pleiadi nel buio di ciò che non conosco, Eros. E quando Lucrezio ci parla di due corpi di amanti, li abbiamo visti prima, che sono così protesi da quella tetratetigo, cioè da quella oscura voracità che ci prende, e sono così protesi da cercare di diventare uno per quanto due, tanto che le labbra premono sulle labbra, tanto da incontrare l'osso dei denti che trasforma i baci in morsi e il sangue in carezza. Nel De Rerum Natura Lucrezio ci descrive quella sensazione di incredibile potenza e nello stesso tempo di straordinaria malinconia che nasce quando ci rendiamo conto che non è possibile fonderci in due in uno solo. Ma ogni volta che amiamo e ogni volta che l'energia di Eros ci prende, questo è il nostro destino. È come se fossimo un corpo solo che palpita, che sente, che vede, che annusa, che accarezza, che sogna. Il Medioevo ha trasformato tutto questo in due grandi filoni. Da una parte c'è la melancolia della poesia cavalleresca, che vuol dire il melos, cioè la dolcezza, e l'angore, cioè il dolore. Guillaume de Machaut, ai mi, dame de velours, que jamais désire, de vous me vient les douleurs qui me font languir. Ahimè, dama di valore, che amo e che desidero, da voi mi viene il dolore che mi fa languire. Desiderio. Noi non riusciremo a comprendere Eros senza il desiderio. Eros significa desiderare. E desiderare significa immaginare una cosa che non hai, perché se tu ce l'avessi potresti soddisfare l'appetito che diventerebbe ben presto sazietà, e la sazietà è la morte di Eros. Desiderio, desideribus, deriva da tutti i nostri sogni che scendono dalle stelle. E quando le stelle si fanno le costellazioni del nostro andare, noi desideriamo ciò che non abbiamo, le costellazioni, ma che continuano nel buio della notte ad indicarci il senso stesso della nostra erranza. E amare significa perdersi per non ritrovarsi più, malgrado lo specchio si immilli e si rispecchi nel desiderio dell'altro. Quand vei la lauseta mover de jois salas contra il rai, che s'oblidè e s'lascià chaser, parla da un sur che al cor li dai. E questo è provenzale. Quando vedo l'allodola alzarsi e sbattere le ali verso il cielo e sprofondarsi nell'oblio, provo una gioia incredibile al pensiero che il cuore si possa sprofondare così tanto nel senso dell'amare, ma ancora una volta dell'amare ciò che tu non hai, che non hai qui in questo istante, in questo momento. E chiudo con due immagini velocissime che sembrano quasi ripercorrersi l'una nell'altra. Comincio dalla più recente, è John Keats, che è uno dei più grandi poeti romantici inglesi, che nel Ode on a Grecian Urn, Ode su di un'urna greca, descrive due amanti che stanno per baciarsi, e dice: quanto siete fortunati voi, esemplati su di un'urna greca, che per l'eternità state per baciarvi e non vi bacerete mai, perché il senso profondo della verità e della bellezza, dice Keats, il senso profondo di ogni eros che ci pervade non è la consumazione del piacere, ma è l'attesa febbrile che il piacere ci possa prendere. E allora quella distanza incolmabile ma ravvicinata tra le labbra di lei e le labbra di lui è Eros, l'istante che precede il bacio,
quando si avverte il profumo del reciproco respiro, quando le ciglia si abbassano, perché i sogni sono troppo prepotenti e potrebbero sgorgare sotto forma di lacrime, che, come diceva Jalal ad-Din al-Rumi, poeta persiano, nelle donne sono sogni di piacere o di dolore. In quell'istante che precede il bacio noi avvampiamo per la fiamma di Eros, poi cominciamo a baciare e allora la saliva diventa miele e il miele si fa rugiada e la rugiada si fa tenerezza e la tenerezza si fa sogno e il sogno si fa amplesso e l'amplesso si fa battito del cuore e il battito del cuore si fa ancora una volta sospiro, ma abbiamo già perso l'attimo, abbiamo già perso quel grano che ci perderà totalmente soltanto nell'attesa di quel bacio. Quando il grande Michelangelo descrive la creazione del mondo ed esprime quell'eros defragrante nello spazio impercettibile che divide il dito di Dio dal dito di Adamo, sa che sta raccontando la storia più erotica del cosmo, la cosmogonia, la creazione all'interno dell'universo dell'uomo da parte di un Dio che lo ama e non lo sa nemmeno toccare e non lo vuole nemmeno toccare, perché sa che è molto più infinitamente grande lo spazio che li dividerà per sempre, come quello che divide l'amante dall'amata e ingenera l'eternità dell'amore. Ultima, speculare riflessione. Un bacio. Il suono di un bacio, l'unico ad averlo raccontato, ed è il più passionale dei baci della letteratura, è, per ovvi motivi, come ben sapete, Dante. Dante, per farci ascoltare il suono di un bacio, ferma l'inferno. L'inferno di Dante ce ne raccontava prima il signor Lualdi attraverso tutta la sua reminiscenza di studente. L'inferno di Dante è quanto di più rumoroso, cacofonico, spaventoso, corusco ci sia, perché è l'inferno della nostra solitudine. È un inferno privo d'amore. L'inferno, per Dante, teologicamente parlando, non è un luogo, ma è uno stato, ed è lo stato di coloro che non sanno amare. Possono trovarsi ovunque, ma se non sanno amare, sono vittime di un inferno che non ha fine. All'interno di quell'inferno, Dante, da esperto regista, ferma ogni pena, ogni dissolutezza, ogni dolore, ogni abbandono vengono fermati perché noi si possa, nella narrazione di Francesca, ascoltare il suono di un bacio. Ma ve lo immaginate un bacio che risuona in un inferno muto, finalmente muto? La bocca mi baciò. Quando io lo spiego ai miei studenti e chiedo loro di ripeterlo, ponendo la lingua e le labbra nel momento in cui recitano questo verso, esattamente come porrebbero la lingua e le labbra quando si scambiano un bacio d'amore intimo e appassionato. La bocca mi baciò. Nel momento in cui lo recitate, voi state già baciando. E poi segue il brivido dell'amore, che è quel tutto tremante, che è un fremito che non ha parola, perché ogni amore è transumanar, e transumanar per verba non si poria, non è possibile spiegarlo, è possibile soltanto esperirlo. Nel silenzio dei nostri inferni la salvezza è data dall'eros, che sfarfalla come un'ape indaffarata nella corolla di un fiore, a cercare attraverso la rugiada, che è il pianto delle stelle, il miele che ci regalerà anche nell'inverno la luce dell'estate. E questo è Goethe. Grazie.
Io ho solo un omaggio per le donne. Qua. Un argomento del genere è Sì, ai maschi una cosa più pena. Ecco. Allora, a chiusura della serata anche noi abbiamo un regalo per un ringraziamento a Giorgio per aver, come si può dire, non si può dire confezionato, ideato, perché il tutto è nato da piccole idee che si sono sommate, no? E che poi hanno trovato questo gruppo di eccezionali personaggi che abbiamo qui con noi. Socio del nostro club con la signora, Giorgio sappiamo chi è, ma abbiamo 2 nuovi ingressi che sono onorari, ma che noi faremo lavorare duramente, sempre che loro lo accettino. Ecco, per questo Giorgio accetta da parte del club e di tutti gli amici lo metti davanti. Tu ci hai dato una serata e noi cerchiamo di darti una giornata per i 53. Per il 53. Per il 53, che quest'anno fate il vostro decennale. Grazie. Aspetta un secondo. No, voglio solo ringraziare, naturalmente comunque quando nel corso della serata stavo pensando a tutti i miei compagni di classe che sono qua stasera e che Li puoi fare alzare? per sapere quanti sono. Quali sono? Ragazzi, quanti siete? No, dai. Sì, c'è qualcuno più timido, sì. Beh, comunque qualche 53 in zona c'è. Pensavo, pensa tu, Giorgio, da com'era la mitica seconda B dello Stellini, invecchiando, guarda che cosa è andato a pensare. Invecchiando però. Non so se è una cosa positiva o negativa, però è stata una bella serata. Senz'altro. Bene, a nome vostro, a nome del nostro club, ringraziamo tutti i collaboratori, relatori, chi ha facilitato questo nostro stare insieme, gli artisti che ci hanno sottolineato queste importanti riflessioni che ciascuno di noi porterà a casa per ripensarle, perché c'era tanto materiale che penso sia necessario smaltire con cura. Ecco. Bene, fatto questo io ringrazio della vostra presenza, suono il martello, col martello la nostra campana che vuol dire buon buffet.